Amici dell'Edicole di Pinuccio, buonasera, benvenuti nella città di San Pietro a Maida. Come dice lo striscione presente qui nel palazzetto dello sport, siamo in diretta per trasmettervi la 23esima giornata di campionato testa coda della classifica. La Pallavolo Jolly 5 Frondi affronterà la Mezia Volley. Qui con me al commento come sempre Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, Annalisa Gallo alla regia. Sì, siamo a Maida, quart'ultima di campionato, Gabriele. Confermi? Alla? Prego, tu stai al cellulare, stai. Devo condividere il link. La mia regista mi dice che prima ho detto io quart'ultima e tu mi hai corretto, è la quart'ultima. Abbiamo primo arbitro Giampà Anna Chiara, secondo Durante Claudia. Aspettiamo per vedere lo schieramento della Lamezia. Lamezia con giocatori contati, squadra guidata dall'allenatore Piccioni. Li hai contati? Sì, 9. Mentre dall'altra parte ovviamente la Jolly del Mago, come è stato soprannominato nell'ultima partita, Mister Tomasello. Ha cambiato la partita nella scorsa giornata di campionato, dove la Jolly ha vinto in rimonta per 3-2 contro la seconda Belvedere. Squadre che possono entrare in campo, siamo abbastanza vicini al campo. Squadre schierate. Sulla nostra destra la Mezia Volley, sulla nostra sinistra la Pallavolo Jolly 5 Frondi. Batterà la Mezia. Con il numero 20 al servizio. Il 20 non ce l'ho, Gabriele. Che non mi hanno dato. Noi abbiamo un 22 che è Davoli, ma il 20 non È ce l'ho, libero, non Davide. pervenuto da il 20. Davoli è libero, conoscenza della Jolly, ha giocato con la Jolly qualche stagione fa, ex della partita. Batte la Mezia. Puntorieri Remo si tuffa il numero 20 nominato. Ora chiederemo il nome. Vediamo se ce li abbiamo tutti gli altri. Abbiamo il 3 Cevola, il 7 Guzzo, se si girano. Peppe Orlando al servizio per la Jolly, ricevuto posto 6. Dall'altra parte attacca il numero 10, buon accurso, Davoli in bagger e free ball Miceli. per la Jolly. Attacca Porteremo, costruzione, buon accurso ancora. Pugliatti sceglie l'attacco centrale di Anselmo Barreca, non riesce a prendere il pallone il numero 3 Cevola, ed è 2-0 per la Jolly 5 Frondi. Jolly che si è schierata con il capitano Cimino, poi Remo, Pugliatti, Barreca, Sicuro e l'altro centrale Peppe Orlando, poi il libero Simone Puntorieri. Peppe Orlando, ottima la costruzione, sempre dalla parte di Out. Buonaccurso che schiaccia bene in Era diagonale. out. Era out? Sì. No, a me Sì, sembra sì. da dentro. No, out. Se si rivede nella... C'è Orlando davanti che copre il io pallone. ero in diagonale. 1-2. Miceli. Remo. Male Remo. Poi dall'altra parte attacca Male con Remo. Remo. Sbaglia tutto Remo in questa azione. Prima la ricezione, poi l'attacco sulla rete. E pareggia i conti la Mezia Volley.
sempre Miceli al servizio. Ancora l'attacco centrale della Jolly con Barreca. Dall'altra parte Bonaccurso, muro della Jolly, ci arriva sicuro, ma non può arrivarci nessuno sul secondo tocco. Passa in vantaggio la squadra di casa. Servizio Lamezia, su sicuro, arriva in palleggio. Dall'altra parte Fabio Remo, Davoli Ci mette tocca il una mano. pallone. C'è un'invasione anche del muro. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Tanto Muro ci riprova, numero 10, tocco del Muro, palla a terra, Bonaccurso, Bonaccurso al servizio, su sicuro, Remo sulle gambe di Miceli. Quattro pari. Remo, spin per lui su Davoli. Girata. Guzzo, Raccoglie il pallone, poi Santa Croce la rimanda di là. pallonetto ma c'è copertura, Remo ad alzare, attacca sicuro. Davoli, Brutta l'alzata qui. Ci mette una pezza Cimino dall'altra parte. Poi free ball della Mezia. Pugliatti la gira verso Cimino che schiaccia forte. non tiene Miceli, palla sugli spalti. Rivediamo anche l'azione nel replay. Passa in vantaggio la Jolly, ancora Remo al servizio. Spin, Davoli la tiene bene. E poi punto dell'alzatore Cevola che manda di là sul suo tocco e inganna la Jolly. Di nuovo parità. Sei pari il punteggio. 5 pari. Ok. Out. Sì. Il servizio del numero 2. Che io non ho. C'è Bonaccurso, dall'altra parte il numero 14 della Lamezia. Allora, numero 20 Zuccherino, Grande, ha schiacciato, ha toccato il muro della Jolly, non è riuscito a contrastare l'attacco, adesso è sei pari. Cevola al servizio, +1 per il Lamesia. Si ferma sulla rete. Carmela sistema il computer, tutto bene qua. Sui cellulari si vede bene. Oh, Tanto tocco del muro. sì. Di nuovo parità al Palazzetto dello Sport di San Pietro a Maida. Grande al servizio. Non salta. Su puntorieri. Primo tempo di Orlando che viene bloccato dal muro.
Sicuro, tocco del muro, si tuffa numero 14 ma va out, era grande in tuffo, la palla finisce tra asta e primo arbitro. Un grande tuffo, un grande intuffo. Sì, 7-8, sicuro al servizio. su Pallone Davoli molto che teso. spuccia la palla. Ace di Andrea Sicuro, lo schiacciatore della Jolly. Ancora Sicuro, sempre la stessa di prima. Piega Stavolta, le dita a Bonaccurso. sì, stavolta non su Davoli ma su Bonaccurso, e 2 ace consecutivi. Non ha forzato, ieri ho visto un pezzettino di allenamento dove Sicuro ha forzato le battute e sono state belle botte. Eccolo ancora in battuta, ha ricevuto Davoli. Bonaccurso attacca, Cimino copre, ci arriva Santa Croce e poi schiaccia. Davoli di là è Out. out. Era Miceli. Da posto 2. Avanti la Jolly per 7-11. Ancora Sicuro al servizio ma c'è time out. Out di Piccioni. Quindi il ricordo del 20 è Zuccherino. Squadre di nuovo in campo sul 7-11. Servizio ancora di Sicuro. Sicuro, stavolta non forzata più di tanto, l'alzata verso posto 2, un po' brutta. Poi la Jolly a costruire, Bugliatti verso Remo, tocca il muro, Davoli copre. Attacca Bonaccurso, c'è ancora il muro compatto della Jolly. Di nuovo Bonaccurso, questa volta è out. 12° punto Jolly. Vediamo anche Tomasello che corregge il movimento a muro di Orlando. Ancora Sicuro al servizio. Stavolta è out dopo 4 servizi consecutivi per lui, di cui 2 ace. Ottavo punto alla Mezia. Servizio di Zuccherino che va out. 13° punto Jolly. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Pallone teso su Bonaccurso. La costruzione proprio verso Bonaccurso che si propone all'attacco. Mette a segno al fianco del muro avversario. 13° punto Jolly, 9 per la Mezia. Tante Miceli al servizio. Su Sicuro. Remo. Palla in campo. Sono presenti anche tifosi della Jolly che alla prima pausa inquadreremo. 9-14 il punteggio. Bugliatti al servizio, pallone molto teso su Bonaccurso, il pallone che torna nell'altro campo. Bugliatti attacca, poi Remo forte, c'è Davoli. Primo tempo, palla spinta,
se la chiama sicuro, un pallone troppo in avanti, Santa Croce bravo a coprire. Dall'altra parte sempre Bonacurso, Santa Croce ottima la sua difesa, Remo schiaccia e poi riesce pure a riprenderla, sì. Cimino, palla spinta dall'altra parte, di nuovo Bonacurso, lo stanno usando molto. Limbacher, sempre eccolo di Bonacurso. nuovo, alla fine per stanchezza, ragazzi. Bella questa azione che abbiamo visto. Il best moment, diciamo, è stato quando Remo ha effettuato l'autocopertura, molto bella, con un braccio. Di gomito. Sì. Pugliatti al servizio. Su grande, primo tempo di... Oh! Numero 7. Aguzzo, tocco del muro, ma c'è copertura in fondo. Di sicuro attacca Remo, ma molto alta la palla. Finisce a fondo campo. Si riporta a meno 5 la squadra di casa, che va al servizio con Bonacurso, l'uomo più ricercato dai compagni di squadra. Puntoriere Cimino dall'altra parte. Poteva solo fare una spintarella. Davoli ci sta. Copertura di Davoli. Guzzo, tocco su mura 1 di Cimino, punto Lamezia. Ancora Bonacurso al servizio per il Lamezia. Sicuro, riceve Pugliatti, la gira verso Remo. Ottima la costruzione Jolly, ottimo attacco. Ottimo attacco di Remo, grande elevazione. È proprio Remo ad andare al servizio per la Jolly. Su Davoli, che fa finire la palla dalla parte opposta. Cimino, tira out. Errore qua di Cimino, poteva centrare il campo, ha scelto la palla forzata. Chiama formazione il numero 7 Guzzo. (12-16). Sul sicuro Cimino questa volta tira forte, ma tiene bene Miceli. Poi si coordina male, è grande. Barreca al servizio. 17 per la Jolly, 12 la Mezia. C'è un'invasione di Orlando. Sì, Orlando che prende la rete. Sì, va a vuoto sulla palla. Più che altro è stato anticipato dall'avversario. Esatto. Cevola al servizio. Raccoglie il pallone Pugliatti, poi attacca, sicuro. Dall'altra parte la palla sopra il muro. Ancora sicuro. Out. Ha cercato l'incrocio delle linee del campo avversario, però non l'ha trovato. 14° punto alla Mezza. Sempre Cevola al servizio. Su Remo, sicuro, rimbalza la palla su Zuccherino, finisce out. Cevola poi ha tentato il tuffo
quasi impossibile da recuperare questo Era pallone. già fuori campo. Cimino per la Jolly. Su Davoli. Mani out di Grande. Che stavolta si è coordinato bene rispetto all'attacco tentato in precedenza. Ha preso in pieno il muro avversario e pallone out. Servizio teso sul Remo, Buiatti, attacco centrale di Peppe Orlando. Primo tempo. Sì. Quindi siamo al 90°. Sicuro su Davoli che sbuccia ancora il pallone. È sempre sicuro. Giraldo ha abbassato il volume, vero? È sempre sicuro a mandare il pallone su Davoli che non riceve al meglio, e come nella precedente rotazione con sicuro al servizio chiama time out il Lamezia con il suo mister Piccioni. Fischia il secondo arbitro. Primo arbitro Giampà, secondo arbitro Durante. Sicura al servizio. Bonaccurso Con un pugno è riuscito a tenere il pallone in gioco. Buiatti che la rimanda di là, ma c'è sempre Davoli a coprire. Santa Croce tenta di arrivare su questo pallone, non riesce a tenerlo in gioco. 16-20. Zuccherino al servizio. È out. Colpisce forte il pallone. Troppo forte. 16-21 il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Su Grande che non riceve bene, la palla finisce direttamente a terra. Sì, molti errori in ricezione per il Lamezia. Quarto o quinto ace della Jolly. Di nuovo Grande. Non al meglio sempre. Davoli a fondo campo, attacca Bonaccurso, tocco del muro, salta Orlando. Tanto è alto, quindi è out. È in? C'era sì, Pogliatti davanti. È in. Davanti a Peppe Orlando cade questo pallone. Doppio cambio. Gabriele. Entra Polimeni, esce Cevola. Esce Miceli ed entra Augello. Con Augello che va al servizio. Oh, tocca il nastro Augello. Remo. Jolly con Remo, pallone che rimane lì, non viene raccolto dal muro. Doppio tocco del numero 6 Polimeni e poi la palla finisce in campo. E 23esimo punto per la Jolly. Pallone teso, attacco centrale del numero 7 Guzzo. Nessuno a coprire nella Jolly, o perlomeno c'è stato il tentativo di copertura. (18-23)
Stanno facendo la diretta della partita di Palmi, Aldo, si può vedere la partita. Lì sono più bravi. Si tuffa Puntorieri, attacca dall'altra parte Cimino per arrivare al 24esimo punto per la sua squadra. Set point 18-24, ancora Remo, spin Out. per lui, out, colpisce forte. Guzzo al servizio, al salto, Spin tocca pure. il nastro, sicuro, Ottimo, e si chiude questo primo set. ottima la schiacciata di Sicuro, mette il sigillo al primo set. Finito 19-25 qui a San Pietro a Maida. Cambio campo. Venezia Volley che in classifica ha solo 9 punti. Eccoli inquadrati i tifosi della Jolly. Vediamo se riusciamo a fargli cenno di salutare. Eccoli. E si riscaldano i giocatori. Questo palazzetto che è una palestra di una scuola media. Siamo ai piani alti tra l'altro, quindi la sera fa abbastanza freddo. Squadre di nuovo in campo per il secondo set. Jolly in campo con Cimino, Remo, Barreca, Pugliatti, Orlando, Sicuro e Puntorieri. Poi l'altro libero, ovviamente libero di difesa, Santa Croce. Quindi riconfermata la formazione iniziale. Anche dall'altro lato in campo Cevola, Guzzo, il libero Davoli, Bonaccurso, Miceli, Grande e Zuccherino. Cimino al servizio, riceve Bonaccurso, sempre ricercato in attacco, buona. la tiene in gioco Remo, si tuffa Pugliatti, poi Sicuro. Davoli si chiama il pallone, all'indietro sempre verso Bonaccurso, c'è il muro della Jolly, costruzione, stavolta con il numero 12 Miceli, scavalca il muro della Jolly e mette a segno
passa in vantaggio Lamezia volley per 1-0. Zuccherino al servizio, sul sicuro male. Pallone che tocca terra. 2-0 Lamezia. Si ferma sul nastro. Il servizio di Zuccherino. Colpisce il pallone in maniera dolce. E finisce sulla rete. Sicuro al servizio per la Jolly, che ha creato problemi nel primo set con il servizio, ma qui impatta male il pallone che è finito out. 3-1. Miceli al servizio. Puntorieri, poi Pugliatti ha sistemato il pallone ad una mano, all'indietro il pallone verso Orlando, che mette a segno. Ottimo questo punto della Jolly. 3-2. Orlando al servizio. Su grande che riceve male, Murato Remo, schiaccia Pugliatti, contrasta Pugliatti. 4. Barreca che schiaccia il pallone sulla rete. Quarto punto Lamezia, avanti di 2. Ci riprova Barreca, Stavolta meglio. fermato dal muro di Guzzo. Ancora il muro della E questa Jolly. volta Barreca si rifà con un muro. Si riporta a -1 la squadra ospite. +1. E quindi Pugliatti al servizio. Nastro la prende. Santa Croce a coprire sull'attacco. Remo, muro, Santa Croce a copertura. Remo di nuovo ci riprova, tocco del muro. Il pallone che finisce out. Quindi il quarto punto Jolly che riaggancia il punteggio. Servizio di Marco Pugliatti. Su Davoli. Sicuro la tiene in gioco Pugliatti all'indietro verso Cimino Cimino. cerca il pallonetto, si tuffa Cevola, ma non riesce a riprenderla. Poteva fare meglio Cevola su questo tuffo. E rimane agganciato intanto. Gabriele, riprendi. Chi era? 10? Bonaccurso resta agganciato, si li sta facendo cadere tutti. La recizione, sì. Perché ci sono Era quei paletti Bonaccurso. che non sono riempiti con sabbia e acqua, quindi sono vuoti, quindi non ci vuole niente a portarseli via. Sì, abbiamo visto qualcuno prima appena siamo arrivati, per non dire a caso una regista, e non è in campo. 4-5, riprende il gioco Pugliatti su Davoli Davoli. sempre dall'altra parte, Santa Croce ad una mano, Davoli dietro. tenta il pallonetto Cevola, poi l'attacco Jolly che viene murato ed è di nuovo parità.
e Guzzo incaricato al servizio al salto sotto rete. Ha un servizio strano Guzzo, effettua una jump spin però non prende la rincorsa. Ognuno giustamente ha il suo modo di battere. 5-6. Remo al Remo, salto, sì. tiene bene Bonaccurso, chiamato in causa con un pallonetto, tira Cimino che toglie la palla dalle mani di Pugliatti, era appostato. Cevola al servizio. Su Puntorieri. Boom. Sicuro. È carico, è carico. Carico sicuro. Sì, ce l'abbiamo a un passo poi, Gabriele. Possiamo vedere bene anche le crepe del pallone, se ce n'è. Barreca al servizio. Nastro pieno. Troppo frettoloso in questo servizio Barreca. Di nuovo pareggio. Ritmo abbastanza lento in Grande questa partita. al servizio. Su Puntorieri, facile. Sicuro. Bello. Passa di lato e stampa la palla a terra. Ottima schiacciata. Si coordina bene. Abbiamo detto che è carico. È sicuro degli attacchi che fa. Giustamente. Io non posso parlare se no Gialdo. Tanto costruzione da posto 4 con Bonaccurso. Forse il pallone era destinato a out. Prenderemo. Sicuro arriva su questo pallone. Attenzione. Pallonetto che non passa. Davoli dall'altra parte verso Bonaccurso. Ancora Muro. Passa in mezzo alle Jolly. mani di Orlando. Sì. Vabbè, il muro era ovviamente spostato tutto verso posto 4. Poi ottimo la mezza spostare l'attacco dall'altra Zuccherino. parte. Testa sul sicuro. Salta e schiaccia Miceli. Muro Visto? in ritardo della Jolly. Che zuccherino che ci ha mandato. 9-8. Out, leggono bene Sicuro e Remo. Quindi errore di Zuccherino. 9 pari. Sicuro ad andare al servizio per la Jolly. Teso il suo Davoli. servizio. Sempre a mandare il pallone di là. La ricezione Oh, della Venezia. Qua bel lungolinea ottima parallela schiacciata. di Remo. Visto che rotazione del corpo per mandarla in lungolinea. Abbiamo apprezzato, visto la vicinanza, chissà come anche i nostri Out. amici web spettatori, visto che siamo così vicini, e vedranno bene, tranne Carmela che viene sfocato. Non lo so, sanno le lentine che sono storte. Carmela, porti le lentine. Formazione. Sì. Cimino forza. Sicuro. No, Cimino. L'arbitro ha indicato Cimino. Passa in vantaggio quindi la Venezia. Prende Puntorieri. Attacco centrale
di Peppe Orlando, di bello, cattiveria. torna l'Orlando furioso. 11 pari. Proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly. Tacco dall'altra parte di Bonaccurso, tocca il muro della Jolly, di nuovo in vantaggio la Lamezia per 12-11. Servizio della Lamezia, Cimino schiaccia forte, tenuto in gioco il pallone, è rimandato di là, schiaccia Remo, non schiaccia, anzi effettua un pallonetto non letto dalla squadra avversaria. 12 pari. Stiamo sistemando alcune cose alla telecamera, qui costruzione sbagliata del Lamezia. 12-13. Pallone di Pugliatti, messo in difficoltà la ricezione. Santa Croce in bugger, dall'altra parte per Cimino in free ball. Davoli, costruzione del posto 4, schiaccia il numero 7 Guzzo, che è passato da centrale a schiacciatore. 13 pari, proprio Guzzo ad andare al servizio. Out e passa in vantaggio la Jolly. Remo al salto, tiene bene Grande, tenta un pallonetto Miceli, no, Cevola, Muro e Jolly. cade sulla riga, tenta Grande di spingere la palla sulle mani del muro, ma ricade nel proprio campo. (13-15) break Jolly. Remo al servizio, spin per lui, non forzata più di tanto. Bonaccurso, primo tempo, bene elevazione di Zuccherino che rimanda di là una palla piccante. Giusto. 14-15. Cevola al servizio. Sul Remo, aggiusta la palla. Ancora. Bene. Ancora. Pugliatti e Anselmo l'agguanta. Sorride Barreca. Ottimo il pallone aggiustato di Pugliatti. Non è il primo in questo match. Cambio per la Jolly, è uscito sicuro ed è entrato Varamo. Barreca al servizio. Lascia sfilare Davoli, la palla finisce out. Grande al servizio e si ferma, rimbalza proprio sul nastro. Cimino
al servizio. Su grande, alza Davoli, muro di Peppe Orlando sulla schiacciata di Miceli. Compatto, muro compatto. 15-18. E chiama time out. Piccioni, coach Piccioni. Fischia l'arbitro. Squadre che possono rientrare in campo. Cimino al servizio. Su Davoli, primo tempo, questa volta Pallonetto. ci grazia Oh, Zuccherino, e chi ti grazia con uno zuccherino. Remo, pipe. Molto bella. 15-19. Sempre Cimino al servizio. Su grande, Zuccherino ci riprova di nuovo Murato. Altro time out. (15-20) il punteggio. Rientrano in campo le squadre. Cimino ancora al servizio per la Jolly. Su Oh. Davoli che lascia sfilare, ma la palla finisce abbondantemente in campo. O forse pensava ci andasse L'intervento buon di accurso. Bonaccurso. Quindi 21esimo punto Jolly. Ancora al servizio con Cimino. Che stavolta manda a rete. (16-21). Di nuovo Zuccherino al servizio. Out. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly. Fanno bene e ottengono il 22esimo punto. Servizio di Varamo. Pallone giocato a posto 4, sempre da Bonaccurso, che viene murato questa volta. Ottimo muro della Di Jolly. Orlando. 16-23. Varamo al servizio. Su Bonaccurso. Miceli che passa in mezzo al muro, questa volta non compatto. Lo stesso Miceli ora al servizio.
Torieri, primo tempo dell'Orlando Furioso. Non abbiamo salutato i parenti, salutiamo la famiglia Orlando, Cambia nella Jolly, cambia di sia in centrali, Calabria che nel Lazio. cambia di centrali, esce Barreca ed entra Melara. Peppe Orlando al servizio. Davoli stavolta riceve bene. Guzzo, Muro, ma Pallone che casca nel campo 5 frondese. Primo set point annullato, 18-24. Buona corsa al servizio, Pugliatti l'ha girata tuffo verso di Davoli, Melara, schiacciato. Remo, lunga questa palla, nessuno la tocca. Smanaccia Remo, giustamente. 19-24, altro set point annullato. Buon accurso al servizio. Sotto rete, finisce 19-25 come il set precedente. 2-0 quindi per la Jolly 5 Frondi. Ci risentiamo al terzo set.
ci risiamo pronti per il terzo set al Palazzetto dello Sport di San Pietro a Maida. Con un grande che attende il fischio. Grande su Varamo. Lunga la palla di Orlando. Unico cambio nella Jolly. È entrato Varamo. Sì, al posto di Sicuro. Ah, e c'è anche Melara, sì, che è in panchina, il secondo centrale, al posto di Barreca. Varamo, stavolta Orlando. Non forza, vede un buco e supera il muro con un pallonetto. Orlando al servizio. Si ferma sul nastro. Si è coordinato male qua Orlando. 2-1. Zuccherino che si propone. Remo, pallonetto, ma c'è difesa e guardia dell'alzatore. Stavolta forza Remo, tocca sia le mani del muro e la palla finisce in campo. Pugliatti. Cambio di 5 nella Jolly, ovviamente il cambio di libero. Pugliatti, sì. Primo tempo di Guzzo, rimanda la parte opposta con un salvataggio Remo, ci prova Bonaccurso, era il numero 10, sì, di nuovo tenta la stessa schiacciata a Remo, ma c'è Davoli che è ben appostato, questa volta Miceli di fortuna schiaccia scoordinato, la palla danza sul nastro e finisce in posto 2. No, mi è piaciuto, ad un certo punto c'era Pugliatti che si è mantenuto in equilibrio per non fare invasione, con una gamba traballante stava per cadere. Miceli, Olè! Si tuffa Melara, ma non va nessuno, pronto al secondo tocco. Bravo Melara qui nel tuffo. Avanti di 2 a Mezia. Miceli al servizio, Puntorieri, Remo, si tuffa Davoli ma non riesce a ritirarla su questa palla. Remo al servizio, al salto, alza Davoli per Bonaccurso che smanaccia e tira out. Davoli ben appostato, Bonaccurso si tuffa lo scognizzo di Siderno e Cimino diagonale perfetta. Si tuffa in spaccata Cevola alla rincorsa del pallone, rovina sulla recinzione. In campo tutti fermi, ace di Fabio Remo. Non amano le spin, Gabriele. Sì.
Ancora Remo per la Jolly. Guzzo nelle vesti di centrale porta 5 punti. Remo. Sta palla che danza sul nastro. 4. 4, sì, abbastanza evidente. Infatti si Sesto fermano. Buona corsa al servizio. Puntorieri. Questa volta non passa su schiacciata. Remo. Primo tempo di Bravo. Melara. Bravo. Che agguanta quel pallone con rabbia. Bellissimo quando fa punto Melara. Abbiamo www.melara.it, l'URL di Melara. E Gialdo abbassò il volume. 7-8. Antonio Melara al servizio. Guzzo, mani out. Anche in questo set Renato Guzzo che è passato a schiacciatore. Sì, l'avevano scritto qui, c'era SOC. Ha detto il mister che è un giocatore universale, lo fa giocare a seconda Dal momento. delle esigenze, o schiacciatore o posto o centrale. Remo. E questa volta Giacomino Paramo colpisce un pochino più in alto, la palla rimbalza sul muro ed è punto per la Jolly. Ed è Cimino al servizio. Toccato Grande, il tocca muro. di poco il muro, rimbalza sul nastro, manda tutti fuori tempo. Cevola al servizio. Out, Finisce out. out. Doppio cambio Jolly, pronto. Laurendi al posto di Cimino e Spanò al posto di Pugliatti. Quindi cambio di opposti e cambio di alzatori. Nove 10 il punteggio. Tutto ok, il gioco può riprendere. Paramo al servizio. Su buon accorso Davoli. Spanò prima palla, alza Davoli per Miceli, sfrutta il nastro. Remo dalla parte opposta, tocco del muro, Davoli a fondo campo. Miceli, questa volta è in campo. È out? Out, out. No, l'ha chiamato in campo pure anche il... No, il secondo è nel campo della Mezia. Sì, Quindi... ma lo sta dicendo in campo Tomasello, sta indicando all'arbitro in campo. È il secondo arbitro che va a parlare. Al seggiolone e gli conferma il punto.
Non è stato creduto Tomasello. Sì. 9-11, pallone molto teso di Varamo. Bella. Si insacca questa palla schiacciata da numero 14. Grande. Grande schiacciata. Out. Anche se è di poco. Sì. Out questo pallone. Era sceso all'improvviso. Orlando al servizio. E si ferma sul nastro. Orlando non passa. Oggi Orlando In ha battuta bisogno di... Spinaci. Papà Orlando, compriamo Spinaci. Infatti Zuccherino al servizio. Tomasello è abbastanza arrabbiato con Orlando. Varamo. Remo Mamma che mia. prende una rincorsa, un'elevazione. Scarica che cosa? Da tanto che non lo diciamo che scarica un carico di lavatrici. Spanò al servizio. Su Miceli che lascia Davoli che lascia sfilare, palla out. Miceli al servizio. Spanò in free ball. In bagger. Dall'altra parte buona Bene, corso. Muro. Varamo. Laurendi. Remo Poco murato a mura 1 di Cevola. bello questo muro. Master block. 13 pari. Puntorieri Laurendi, attacco centrale di Melara, tocca il muro e poi pallone rigiocato dalla Lamezia con Bonaccurso che schiaccia, tocca il nastro e pallone che finisce nel campo avversario e passa in vantaggio la Lamezia. 14-13. È out. Anche questa di pochissimo. Sì, questa è la millimetrica. 14 pari. Remo al servizio. Questa volta non forza. Davoli. Bonaccurso tenta una palla lunga ma buona guardia Santa Croce. Spanò. Bravo. Guzzo di nuovo. Bravo bene. Varamo. È out. Non era ancora posizionato Varamo Sì. su questa alzata. Trovato fuori tempo. Abbiamo visto due belle schiacciate consecutive da una parte e dall'altra, una con Spanon, dall'altra parte Guzzo. 15-14.